Siamo con Franco Roccheto, una figura storica delle battaglie per i riconoscimenti dei diritti del popolo veneto, che aderisce, anzi è proprio tra i principali promotori di questa nuova iniziativa, il censimento del popolo veneto. Con quali finalità? Appunto, per difendere, per riaffermare, per vedere riconosciuti i diritti del popolo veneto, diritti e doveri naturalmente del popolo veneto come di qualsiasi altro popolo, quel popolo deve essere conosciuto, riconosciuto in quanto tale. Allora, in tutto il mondo, ne conosco in tutto il mondo conoscono la nostra civiltà, i nostri valori di onestà, di laboriosità, di serietà, il rispetto della parola data, perché la forza più grande della Repubblica Veneta, forse uno dei maggiori stati europei per livelli di vita e di benessere diffuso e di giustizia, era proprio questo, che la parola data, i patti sottoscritti andavano rispettati. L'esatto contrario di quel che succede nello Stato italiano, che è lo Stato del malaffare, lo Stato della delinquenza, creato da delinquenti 154 anni fa, è ancora gestito da personaggi, sono notizie di tutti i giorni, che continuamente vengono indagati e poi giustamente portati in galera, ma siccome lo Stato italiano nasce disonesto, e allora è un po' difficile risanarlo dall'interno. I veneti cercano di riconquistare un proprio spazio, ma ti conoscono in tutto il mondo in quanto veneto. Quando vai però in un ufficio internazionale, quale che sia, o rispetto al governo di Roma o rispetto alle stesse strutture europee, ti dicono sì, voi siete veneti, io singolarmente lo so, ma come lo dimostrate? Allora siamo nella condizione, lo Stato italiano è come quei paesi nei quali se qualcuno ha un malore, cade a terra, prima di curarlo, prima di cercare di soccorrerlo, gli guardano nel portafoglio se abbia certi documenti, se abbia certe carte di credito. Se non ha certi documenti lo lasciano a terra. Ecco, noi siamo stati, hanno cercato di romperci la spina dorsale, hanno cercato di tagliarci la lingua, hanno cercato di farci vergognare di essere veneti, ci hanno ridotto in un stato di umiliazione terribile e per di più, quando reclamiamo i nostri diritti, ti dicono sì, ma chi ci dice che voi siete un popolo? Nessun documento lo dice, ma lo Statuto Veneto del 1970. Certo, ma lo Statuto Veneto del 1970 nemmeno i giudici della Corte di Cassazione lo conoscono, nemmeno i ministri della Repubblica Italiana lo conoscono, non lo conosce Renzi, non lo conosce nessuno, anche se sarebbero tenuti a conoscerlo. Allora ci organizziamo dal basso, visto che la regione oltretutto nei decenni è stata latitante, dopo qualche esploit negli anni 70, per semplicemente dimostrare che noi siamo veneti, anche se fino ad oggi hanno bruciato i nostri documenti, hanno distrutto i nostri documenti, hanno detto voi non avete voce. Bene, la voce ce la riorganizziamo e lo si dimostra con atti di autocertificazione nei comuni, i veneti del Veneto, i veneti al di fuori del Veneto, nelle varie regioni d'Europa dove il malgoverno italiano ci ha costretto ad emigrare, oltreoceano, nelle Americhe, in Australia, in altri continenti, dove ci sono milioni di veneti. Inizialmente saranno pochi ad aderire, ma già il primo numero consistente, un primo numero significativo, già ci qualificherà come popolo, come altri 100-200 popoli al mondo, e potremo riottenere quello che ci spetta.